La Corte dei Conti chiede chiarimenti sulla gestione del programma di Agrigento Capitale della Cultura, 11 punti, tra cui presunti errori sulla rendicontazione, assenza di controlli sui costi che hanno determinato investimenti milionari. Il dossier è lungo 144 pagine. Assemblea cittadina per dire no al rigassificatore a Porto Empedocle e al motonodotto che attraverserà la Valle dei Templi. È pronto il ricorso al Consiglio di Stato. Don Maurizio Mangione lascia la guida della parrocchia del Cuore Immacolato di Gesù al villaggio Mosè, grande partecipazione dei fedeli alla cerimonia. Primo giorno di scuola oggi al polo scolastico Gallo Sciascia. Omicidio stamani a Palermo, ucciso un 39enne nel quartiere Noce con 4 colpi di pistola. La Guardia di Finanza conclude un'articolata indagine su un cantiere navale a Trieste per una società che ha sede a Palermo, buco di 8 milioni di euro, denunciato l'imprenditore. Panoramica dei campionati di Serie D, eccellenza e promozione, prima e seconda categoria. La Prosport di Ravanusa, campione d'Italia di calcio balilla paralimpico. Il prossimo 18 settembre a Porto Empedocle esibizione dei Teppisti dei Sogni nell'ambito della manifestazione dedicata ai 100 anni di Camilleri. Si è concluso sabato sera alla scalinata della cattedrale il Festival Out. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 15 settembre, lunedì. La sezione di controllo della Corte dei Conti ha messo nel mirino la gestione di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Il servizio. La sezione di controllo della Corte dei Conti di Palermo ha messo nel mirino la gestione di Agrigento Capitale della Cultura 2025. In una lunga relazione depositate ai magistrati contabili sollevano 11 punti, tra cui presunti errori nella rendicontazione, la mancata corrispondenza tra i progetti realizzati e quelli presentati nel dossier di candidatura, all'assenza di controlli sui costi ritenuti inutili in un evento che ha mobilitato investimenti milionari. Nel mirino della Corte dei Conti ci sono anche alcuni costi non giustificati dai risultati e la mancata trasparenza, un lungo elenco di rilievi ai quali gli interessati sono stati chiamati a rispondere entro il 25 settembre prossimo. Il dossier lungo 144 pagine è stato trasmesso ai comuni di Agrigento, Lampedusa, al Parco della Valle dei Templi, alla Sovrintendenza, alla Fondazione Agrigento 2025. In alcuni casi si rileva come eventi molto costosi abbiano avuto una partecipazione limitata, ad esempio un progetto da 90.000 euro, IVA esclusa, con 1 migliaio di persone coinvolte. A fronte di questa analisi, la Corte esprime dubbi e incertezze sull'attuale ed effettiva realizzazione dell'obiettivo, cioè la promozione del territorio e l'integrazione sociale. Uno dei capitoli del dossier stilato dalla sezione di controllo guidata da Salvatore Pilato, riflettori puntati soprattutto sull'operato di Roberto Albergoni, che ha diretto la Fondazione dal settembre 2024. È stato Albergoni ad assumere con un contratto a tempo indeterminato un coordinatore di progetti culturali, 3 curatori di manifestazione, ma la previsione, ricorda la Corte dei Conti, era di fare contratti a tempo determinato, tanto più che Agrigento sarebbe stata capitale della cultura solo nel 2025. Infatti, quando Albergoni si è dimesso, Giuseppe Parello, che gli è subentrato, ha fatto recapitare lettere di licenziamento con 6 mesi di anticipo per cessazione di attività. È necessario, scrive la Corte dei Conti, procedere a misure e soluzioni di efficientamento delle iniziative utili e idonee ad accelerare l'attuazione dei progetti, soprattutto quelli inclusi nel dossier di candidatura nella rimanente prospettiva quadritrimestrale, predisponendo contestualmente la pianificazione del procedimento di liquidazione della Fondazione, la quale cessa dal ruolo e dalle competenze effettive a chiusura del 2025. È opportuno che tra le misure e le soluzioni di efficientamento
siano inclusi gli obiettivi della prevenzione dei costi inutili o diseconomici e della stabilizzazione e del consolidamento futuro delle iniziative progettuali che si sono rivelati idonei alla reiterazione a vantaggio dello sviluppo culturale, della crescita economica dei territori. Inoltre si legge: a conclusione è necessario procedere alla valutazione delle singole iniziative culturali, turistiche, artistiche e scientifiche attuate e in corso di attuazione al fine di verificare la sussistenza e la percezione dei contributi e vantaggi rilevanti o significativi nell'effettiva realizzazione delle finalità fondamentali dell'iniziativa Agrigento Capitale della Cultura 2025. In riferimento ai chiarimenti richiesti dalla Corte dei Conti su Agrigento Capitale Italiana della Cultura, il presidente della Fondazione, Maria Teresa Cucinotta, dichiara che alle osservazioni della Corte dei Conti risponderemo in maniera puntuale e dettagliata entro il termine che ci è stato dato, cioè il 25 settembre prossimo. E si è svolta venerdì scorso l'assemblea cittadina per contrastare il rigassificatore a Porto Empedocle e il passaggio del metanodotto nella Valle dei Templi. Nel frattempo si sta preparando il ricorso per opporsi all'opera presso il Consiglio di Stato. Abbiamo sentito Alessio Lattuca. Alessio Lattuca, Movimento per la Sostenibilità Ambientale. Parliamo di questa assemblea che si è svolta qualche giorno fa per discutere di questo ricorso che andrete a fare. Abbiamo affrontato ulteriormente questo tema. Il giorno 20 dobbiamo presentare ricorso contro il diniego del TAR del Lazio, immotivato, senza alcuna giustificazione. E continuiamo a discutere del perché, per esempio, un tema così significativo per lo sviluppo della città e del territorio complessivamente, non solo della città di Agrigento, ma che hanno la questione a che fare con Palma Montechiaro, con Favara, Realmonte, Palma di Siculiana, Montallegro, perché tutto il territorio, nell'eventualità di questa disgrazia che possa arrivare sulla città, le minacce sono tutte in corso, ne avrebbe ricadute negative, compreso l'area SIC della Scala dei Turchi. Allora dicevo, è possibile mai che un problema così incisivo non sia stato posto al centro del programma Agrigento Capitale della Cultura? Tenete conto di una cosa, che il movimento che da anni si batte per tutelare la città e quindi è sul campo senza altri interessi se non quelli dello sviluppo sociale ed economico del territorio, non sia stato nemmeno invitato nel partenariato che ha definito questo ambizioso programma che ha portato al riconoscimento di Agrigento Città della Cultura, che ha oggi, secondo me, un effetto boomerang. Perché se tu non sei preparato le cose non le fai se hai programmato bene, se ci sono le condizioni. La città è irraggiungibile. I ragazzi scappano dalla città, una città al disastro che ha la pretesa di essere città della cultura, una città da cui, diciamo, che emerge come città dell'incultura perché non si legge in città. Nella statistica nazionale è l'ultima città che legge d'Italia. Per cui voglio dire, mi sembra doveroso che i cittadini, quelli che non hanno rappresentanza e sono tanti, quelli che non vanno a votare, cominciano a interrogarsi sul perché, diciamo, questo fenomeno che riguarda il rigassificatore in uno dei luoghi più belli della città e il metanodotto che dovrebbe attraversare la Valle dei Templi, che ha già per legge il preordinato vincolo all'esproprio, per cui si stanno già preparando per espropriare i terreni dove deve passare il metanodotto a ridosso di Colimbetra. E come mai non si chiedono perché accade un fatto del genere? Chi l'ha voluto? Chi non ha reagito? I politici cosa hanno fatto oggi? Noi adesso registriamo la partecipazione attiva del PD, che ha dichiarato ufficialmente di essere con noi e contro il rigassificatore, a cui, diciamo, 5 Stelle era già presente, Ida Carmina è pure socia del movimento. Perché la città non comincia a interrogarsi sulle ragioni che hanno prima spinto taluni soggetti a pensare di piazzare un impianto così pericoloso in un luogo sublime, e poi perché gli altri non abbiano reagito?
Don Maurizio Mangione lascia la chiesa del Cuore Immacolato di Gesù al villaggio Mosè, il saluto della comunità. Per noi ha seguito l'evento Margherita Trupiano. È stato un lungo, commovente abbraccio collettivo quello tributato a Don Maurizio Mangione ieri sera nel corso dell'ultima messa officiata da guida della parrocchia Cuore Immacolato di Maria del villaggio Mosè a seguito del suo trasferimento alla chiesa dell'Itria di Favara. Tanto affetto e lunghe storie di amicizia e stima, confidenza e atmosfere familiari hanno contraddistinto i suoi 13 anni di presenza nella folta comunità che fa capo alla più antica chiesa del villaggio Mosè, da 2 anni e con il suo impegno costante rimodernata. Un sacerdote che è apparso visibilmente commosso per l'affetto ricevuto in questi anni, ma non è mancata neanche qualche lacrima da parte dei parrocchiani, accorsi in grande numero ad affollare, come poche volte, l'aula liturgica per testimoniare il loro attaccamento e la riconoscenza per la sua preziosa presenza pastorale. Don Maurizio, caratterizzatosi per competenze religiose, elevato tratto umano e costante disponibilità all'ascolto e al sostegno di quanti ne hanno chiesto una presenza, ha avuto parole di ringraziamento, assicurando preghiere per tutti. C'è tanta emozione perché 13 anni non si possono cancellare, 13 anni dove il parroco è cresciuto con la comunità e la comunità è cresciuta con il parroco. Sono venuto a 32 anni in parrocchia, in questa parrocchia, e me ne vado oggi a 45 anni. Tanti pensieri affollano la mia mente, tante cose belle, sentimenti di gratitudine, tanta gente che si è accostata a me dandomi fiducia e soprattutto una delle cose belle che mi porta in questa esperienza sacerdotale è quella di avere costruito anche il Tempio Santo, che è la nuova aula liturgica, l'abbiamo inaugurata 2 anni fa. È stata veramente una impresa bella dove tutti hanno desiderato questa aula liturgica, questa chiesa, ma ecco, oggi io lascio come eredità il mio sacerdozio che l'ho messo a servizio della comunità. Nella semplicità ho fatto tutto con amore, spero di lasciare il profumo di Cristo, perché in fondo un sacerdote deve fare solo questo. Io sono venuto come umile servo, come servo che ha servito la comunità con amore, con dedizione, ma non devo essere io a dire queste cose, sono tutte parole che in questi giorni la comunità mi ha riferito e che io ho detto umanamente così: Signore, ma queste cose le ho fatte io? Signore, è tutto merito tuo. La comunità oggi è commossa perché sa che Don Maurizio lascia, ma noi siamo a servizio. Quando ho consacrato la mia vita a Gesù, il vescovo, mettendomi le mani, così tenendomele belle strette, ha chiesto: prometti a me e ai miei successori filiale rispetto, obbedienza, e io ho detto: prometto. Io mi sono consacrato non per una chiesa, ma per la chiesa, a servizio dell'umanità. Don Maurizio, 13 anni ha visto comunque crescere questa comunità, com'è cambiata? Ma com'è cambiata? È una comunità che ha vissuto momenti liturgici, momenti di fede. All'inizio, devo essere sincero, quando sono arrivato era una comunità che aveva continuato il lavoro con i miei predecessori, ma era una comunità desiderosa di avere la Chiesa. Ritorno a dire, ecco, quel concetto che ho espresso prima. Oggi è una comunità che si è completata, perché è vero, Gesù è nato in una grotta, ma il quartiere aveva diritto ad avere una chiesa bella, una chiesa accogliente. E poi la chiesa, lo sappiamo, è vero, la struttura c'è, ma lascio una chiesa viva, fatta di mattoni vivi che lodano e servono il Signore Gesù. E allora per il futuro cosa si aspetta, Don Maurizio, da questa nuova esperienza sacerdotale? Andrò a Favara, in questa parrocchia dell'Itria, la Beata Maria Vergine dell'Itria, che è Maria colei che ci indica verso la via. Ecco, ci sono sentimenti di trepidazione, ma sentimenti di speranza. Gli inizi sono sempre inizi,
ma ecco, mi viene alla mente una parola di San Paolo che dice io posso tutto in colui che mi dà la forza, e quel Signore sarà la mia forza per continuare ancora a vivere il mio ministero a servizio degli altri. Grazie da parte della comunità per tutto quello che ha fatto in questi anni, Don Maurizio. Ma grazie anche da parte mia alla comunità che mi ha accolto, mi ha voluto bene e che oggi ancora una volta esprime questa solidarietà e questo affetto in un modo così bello. Primo giorno di scuola al polo scolastico Gallo Sciascia. Sentiamo la dirigente scolastica Giovanna Pisano. Inizia questo nuovo anno scolastico con Leonardo Sciascia insieme al Niccolò Gallo. Ecco, lei oggi darà il saluto di benvenuto ai ragazzi. Sì, è un anno scolastico all'insegna di una grandissima novità. La nostra famiglia del Gallo si è arricchita dallo Sciascia, una scuola con una sua storia, con una sua importanza, con un suo trascorso che ne ha fatto un punto di riferimento per la nostra città e che adesso rientra a pieno titolo a far parte del Gallo Sciascia. E oggi è il giorno di accoglienza di tutti i ragazzi delle prime classi, di tutti gli indirizzi, sia del Gallo, dello Sciascia, del Nautico di Porto Empedocle. E i ragazzi sono emozionati, anche un po' incuriositi logicamente e timidi, perché durante i primi giorni di scuola c'è ancora questo sentimento di timidezza che è diffuso, ma chiaramente verrà superato in brevissimo tempo nei prossimi giorni, e li abbiamo voluti fare accogliere dai ragazzi di secondo anno in modo tale che veramente si sentano incoraggiati e possano superare proprio questo primo momento di incertezza. Oggi incontreranno, oltre che la dirigenza, anche i consigli di classe, quindi i loro professori, e entreranno in quello che sarà lo spazio dove verranno generate conoscenze nell'arco dell'anno, verranno svolti progetti e verranno effettuate tante attività che li aiuteranno a crescere e li aiuteranno a diventare non solo delle persone colte, assicurando una conoscenza di base di tutte le materie a partire da quelle umanistiche, ma anche chiaramente poi con approfondimento delle discipline STEM, ma anche dal punto di vista crescita, anche dal punto di vista umano, relazionale, in modo tale che siano veramente delle persone che al termine del quinquennio possano aver acquisito un'autostima, una sicurezza e una capacità di operare delle scelte consapevoli. Oggi tra l'altro è il 15 settembre, è una data importante perché è l'anniversario, il 32esimo anniversario dell'uccisione di Don Pino Puglisi. Sì. Un sacerdote che è stato un educatore, quindi per noi è un esempio, è un faro per far capire che si può aiutare i ragazzi ad avere un'alternativa diversa rispetto alla strada o anche a qualunque tipo di devianza, e si può grazie alla cultura, grazie all'impegno sociale, grazie a un sano protagonismo, praticamente i principi che cerchiamo di mettere in atto nella nostra scuola e che speriamo veramente di poter inculcare nei ragazzi nella maniera più naturale ma anche nella maniera più rigorosa possibile. Ecco, le nuove norme che interessano i ragazzi, l'uso dei cellulari, ecco, in questo senso cosa farete? Allora, chiaramente da quest'anno c'è il divieto assoluto dell'uso degli smartphone e dei dispositivi personali a scuola e per i ragazzi sarà un po' dura perché ormai questa generazione fa un uso sconsiderato del cellulare, ma come educatori ci aspetta questa sfida educativa, ma che non deve essere un mero divieto, un freddo divieto, anche se abbiamo predisposto il nostro regolamento, abbiamo pubblicato le circolari per tutti i componenti della comunità scolastica, ma
Principalmente dobbiamo rendere i ragazzi consapevoli di quelli che sono i rischi che corrono con un uso sconsiderato dei cellulari, quali per esempio la dipendenza, anche problemi alla vista, problemi diciamo della scarsa attenzione nei confronti di chi ci parla, la fattispecie dei professori a scuola. Quindi è un qualcosa, un divieto che non è stato fatto per capriccio, è veramente finalizzato a un miglioramento delle loro condizioni di benessere. Quindi l'importante è far capire questo, essere chiari, non diciamo erigere un muro che non avrebbe nessun risultato, sperando che i nostri ragazzi opportunamente coinvolti in questa novità riescano a essere forti, a resistere da un uso ormai incontrollato del cellulare. Dopo il riconoscimento ricevuto ad Agrigento al Teatro dell'Efebo in occasione del Festival della Danza Internazionale, il gruppo agrigentino dei Fiori del Mandorlo si è recato in Cina per rappresentare l'Italia al 36esimo Festival di Shanghai, senza però ottenere alcun sostegno economico da parte delle istituzioni pubbliche. Ce ne parla meglio il collega Eugenio Cairone. Direttamente dal Festival della Danza e delle Danze di Agrigento, dove sono risultati vincitori con grande merito riconosciuto dalla giuria, sono arrivati in Cina per rappresentare l'Italia al 36esimo Festival di Shanghai, una delle manifestazioni più seguite in Cina. Ballare di fronte a milioni di spettatori in diretta sulla TV cinese è stato emozionante. Così scrive una ragazza del gruppo folk I Fiori del Mandorlo. I giovani, dopo la vittoria di Agrigento, sono stati chiamati a rappresentare l'Italia in terra cinese. Una bella esperienza per ognuno di loro, un'occasione per dimostrare il grado di preparazione che oggi li pone al centro dell'attenzione. C'è da dire che il gruppo, per la trasferta a Shanghai, non ha goduto di alcun contributo né pubblico né privato, ma si è autofinanziato. Praticamente, dice Andrea, uno dei componenti del gruppo folk, abbiamo pagato di tasca propria per andare a rappresentare l'Italia. Insomma, soltanto con i propri risparmi questi ragazzi e con la loro bravura hanno realizzato davvero un bel sogno. 来的是意大利曼陀罗之花民族舞蹈团。今晚，演员们将通过活泼的舞蹈、色彩缤纷的服装和传统音乐，展示西西里民间传说和充满活力的传统。表演中包括庆祝西西里生活关键时刻的舞蹈，例如丰收节、求爱仪式和社区聚会，为观众呈现一场欢乐而引人入胜的旅程。 观众朋友们，此时此刻，请举起您手中的荧光棒，就让它随着节奏跳动，伴随着曼陀罗之花的盛开，让现场成为一片星海。
Passiamo alla cronaca, omicidio a Palermo, la vittima di 39 anni colpita da 4 colpi di pistola al quartiere Noce in piazza Principe di Camporeale. La vittima è Stefano Gaglio di 39 anni e faceva il magazziniere presso una farmacia del posto. Era molto conosciuto in zona. Sul posto le volanti della polizia e la scientifica. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. Un uomo è stato ucciso questa mattina a colpi di pistola a Palermo. Si tratta di Stefano Gaglio, magazziniere della farmacia Sacro Cuore di 39 anni. L'omicidio è avvenuto tra le 9 e le 9:15 e si è consumato proprio davanti alla farmacia in cui lavorava la vittima, all'angolo tra piazza Principe di Camporeale e via Oberdan, davanti l'ingresso laterale dell'attività. Il Gaglio sembra sia stato raggiunto da più colpi di arma da fuoco, in quello che sembra raffigurarsi come un agguato. Sul posto sono arrivati i sanitari e la polizia. Vani tentativi di rianimazione. Gaglio è morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. Già partita la ricerca dell'assassino. Nel luogo dell'omicidio a coordinare le indagini il capo della squadra mobile di Palermo. Diverse le telecamere che potrebbero essere utili a svelare il volto del killer. Al momento gli investigatori non escludono alcun movente. Stefano Gaglio lascia una moglie e 2 figli. Bancarotta fraudolenta nel settore della cantieristica navale, un buco di 8 milioni di euro, sequestrati beni e valori per circa 500.000 euro, denunciato un imprenditore, il servizio da Trapani. Un maxi sequestro da $500.000 è l'esito di una complessa indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste nei confronti di una società palermitana attiva in subappalto nella cantieristica navale friulana. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo, hanno ricostruito anni di gestione fraudolenta da parte del socio unico e amministratore della società, accusato di aver falsificato i bilanci e di aver distratto ingenti somme di denaro dalle casse aziendali. Con i soldi dell'impresa, l'imprenditore avrebbe finanziato spese personali, viaggi, concerti, gioielli e soggiorni in resort di lusso, tutto a discapito dei creditori, dell'erario e dei dipendenti, molti dei quali costretti a lavorare fuori dalla Sicilia senza ricevere lo stipendio. Il passivo accumulato dalla società supera gli 8 milioni di euro, tanto da portare alla dichiarazione di liquidazione giudiziale. Nel frattempo l'uomo è stato denunciato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Le perquisizioni, condotte tra Trieste e Palermo, hanno permesso di rintracciare beni e disponibilità finanziarie nella disponibilità dell'indagato, subito sottoposti a sequestro per circa €500.000, un'operazione che conferma l'impegno costante delle Fiamme Gialle nel contrasto alle frodi e a tutela degli imprenditori onesti e dei lavoratori. Importante operazione di polizia marittima a tutela dell'ambiente e contro la pesca illegale nelle acque del Trapanese. La Guardia Costiera, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Palermo, ha intercettato 2 pescherecci intenti a violare le regole del fermo pesca regionale. Grazie al monitoraggio satellitare, le unità operative hanno individuato un peschereccio della Marineria di Porticello a sud-ovest di Marettimo. L'imbarcazione pescava in periodo vietato e con una rete non conforme alle norme comunitarie, con maglie troppo strette e pericolose per l'ecosistema marino. Il sequestro ha riguardato quasi mezzo quintale di pescato, mentre al comandante sono state inflitte 2 sanzioni per un totale di 4.000 euro. Contemporaneamente un secondo peschereccio, monitorato dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Trapani, è stato ispezionato a Marsala, anche in questo caso accertata pesca a strascico in zona vietata e in periodo di fermo. Sequestrati altri 3 quintali di prodotto e attrezzatura non regolare, con ulteriore sanzione da 2.000 euro. In totale, quindi, circa 3,5 quintali di pescato sono stati devoluti in beneficenza. La Guardia Costiera sottolinea che i controlli proseguiranno su tutto il litorale e sulle isole Egadi di giorno e di notte per garantire la legalità e la tutela dell'ambiente marino. Un'attività costante che difende l'ecosistema e sostiene gli imprenditori onesti del settore della pesca. Linea alla regia per la pubblicità. E nella notte tra sabato e domenica, a pochi metri dalla via Atenea, il titolare di un locale della Movida del centro di Agrigento
è rimasto lievemente ferito, si è rifiutato di somministrare alcolici ad un cliente alticcio e per tutta risposta è stato colpito alla testa con una bottiglia. Ad accorrere sono stati i poliziotti della sezione volanti della questura di Agrigento che, raccolta la segnalazione, sono intervenuti nella zona. L'aggressore è stato già identificato, dovrebbe trattarsi di un immigrato. Continuano le iniziative di sensibilizzazione nel comune di Siculiana per la promozione della raccolta differenziata dei rifiuti, per l'adozione di comportamenti idonei alla civile convivenza, rafforzando il rapporto di collaborazione con l'associazione Caretta Caretta. Dopo il soggetto del progetto estivo, un'estate differente della campagna No Cicche, che ha visto 7 ragazzi presidiare la spiaggia di Siculiana Marina con la distribuzione di un kit per la differenziazione dei rifiuti presso il Borgo Marinaro e la riserva naturale di Torre Sarsa, a breve l'avvio di un nuovo progetto in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Garibaldi, con azioni di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e iniziative specifiche, seguendo il principio delle 4 R: riduci, riusa, ricicla e recupera. Il primo appuntamento giorno 26 con la liberazione di una tartaruga Caretta Caretta. E la CGIL di Agrigento, per mezzo del suo segretario provinciale Alfonso Buscemi, saluta con grande soddisfazione la nomina di Nenè Mangiacavallo a presidente del Consorzio Universitario Agrigentino. Da tempo, afferma Alfonso Buscemi, il nostro sindacato si batte per avere una guida forte, stabile e presente che lavori ogni giorno per il rilancio del polo universitario di Agrigento in collaborazione con l'Università di Palermo. In passato Nenè Mangiacavallo, già presidente di Equa, ha dimostrato con i fatti di saper dedicare tempo ed energie a questi obiettivi e grazie anche al suo impegno è stato nominato capitale della cultura, creando entusiasmo e speranza. La CGIL, conclude il segretario Buscemi, sarà al fianco di Equa e del suo presidente, sostenendo ogni percorso che porti a risultati concreti per la comunità e per le nuove generazioni. Ecogreen, l'azienda energetica fondata dall'imprenditore licatese Marcello Giavarini, si espande ulteriormente e è arrivata fino in Toscana. Benvenuto a Marco Magnani, nuovo manager per la regione. Il presidente di Ecogreen Giavarini ha commentato: l'arrivo in Toscana rappresenta per Ecogreen un ulteriore passo nel percorso di crescita e radicamento nei territori. Accogliere Marco nella nostra squadra significa investire in una regione unica che unisce bellezza, cultura, spirito innovativo e una forte sensibilità verso la sostenibilità. Un caloroso benvenuto a Marco Magnani da parte della famiglia Ecogreen. Contenti della vittoria, le partite di B non sono mai facili, partita rognosa, il Südtirol di Castori. Castori è sempre un allenatore catenacciaro, l'abbiamo sbloccata all'inizio, è stata un'ottima cosa e poi abbiamo un po' sofferto, ma ci sta, nessuna partita di B è facile, va benissimo così, 2-0, soddisfatti, andiamo a casa con la vittoria. Va bene, doppietta e poi un palo, meglio di così non si poteva, anche se non l'ho detto, per scaramanzia comunque è andata così, meglio così. Una buona prestazione, devono essere un pochettino più convincenti in campo, però tutto sommato è andata bene come te. Speriamo continui così, davvero puntiamo alla Serie A quest'anno. Oggi bella partita, veramente sono contento di essere venuto qui, 2 ore di viaggio fatte per vedere la mia squadra vincere, quindi spero davvero continuino così e che arrivino in Serie A quest'anno. Palermo davvero ottimo messo in campo, poi diciamo l'arrivo di Palumbo ha dato ulteriore qualità, complimenti a tutti, un applauso a Bani, veramente una roccia in difesa, complimenti. Speriamo che ce la facciamo quest'anno, i presupposti ci sono, forza Palermo. Contentissimi per questa vittoria, 3 punti d'oro, Pippo ci porterà in Serie A. Oggi è stata una gara un pochettino difficile, abbiamo sofferto un po' nel secondo tempo, però abbiamo avuto una reazione con l'entrata di Palumbo che ha fatto una bellissima azione, un grandissimo assist e poi ha chiuso la partita con il 2-0.
c'è stato grande entusiasmo, peccato che non sono venuti i tifosi per sostenere la squadra, ma l'abbiamo visti tutti in hotel a sostenere la squadra, i ragazzi sono venuti su a sostenere i ragazzi per 5 minuti in hotel e poi sono ritornati a Palermo, ma sempre con la voglia e la grinta perché questa maglia non si abbandona mai. Commento ai risultati di Serie D Eccellenza, abbiamo passato allo sport e ce ne parla meglio Carmelo Lentini. Un bel esterno del Castrum Favara che in vantaggio con Piazza al 9° minuto del primo tempo è stato raggiunto al 73esimo su calcio di rigore molto contestato dal Sambiase con Sueva. Si tratta della seconda giornata del campionato di Serie D Girone I. Sconfitta invece la Nissa Reggio Calabria dalla Regina per una sfortunata autorete di Megna, mentre il Città di Gela brinda alla vittoria con il Ragusa. Brutta sconfitta interna per la Sangataldese con il Messina, prima storica vittoria del campionato per l'Athletic Palermo che piega la Vigor Lamezia. Per la terza giornata il Castrum Favara ritornerà al Giovanni Brucoleri per affrontare in derby il Milazzo, mentre si prospettano altri interessanti derby isolani come Messina Città di Gela, 9G Virtus e Acireale e Sangataldese Athletic Club Palermo. Ma vediamo quali sono stati i risultati di questa seconda giornata di campionato di Serie D. Città di Acireale Savoia 1-1, Milazzo 9G Virtus 2-2, Paternò Gelbson 0-0, Regina Battenissa 1-0, Sambiase Castrum Favara 1-1, Città di Gela Ragusa 2-0, Enna Vibonese 2-2, Athletic Club Palermo Vigor Lamezia 2-1, a San Cataldo il Messina è passato per 3-1 con la Sangataldese. Cambiamo campionato e scendiamo di categoria. In Eccellenza Girone A si è giocata la prima giornata di campionato. Buon esordio per Licata e Camarat, che hanno vinto entrambi a soldi gol. La compagine giallo-blu ha sbancato il campo della Folgore, mentre il club della montagna di Accurso Sclafani ha superato anch'esso con una tripletta il San Vito Lo Capo. La cinquina del Licata porta la firma di Manfrè, con una doppietta poi Arario, La Piana e Maitini, mentre i gol della vittoria del Camarat sono stati siglati da Lococo, Cuffaro e Pierze. Unitas Sciacca Marsala, gara molto combattuta con la compagine Sacenza Sprecona, specie nel primo tempo. Squadra trapanese vicino al vantaggio con Sferruzza, che comunque sbaglia un calcio di rigore. Non sbaglia la seconda volta il marsalese Costa, che porta in vantaggio la propria squadra e regala così il vantaggio. In pieno recupero l'Unitas Sciacca agguanta il pari con Pierce, protesta da parte marsalese per una presunta carica subita dal proprio portiere Scuffia. Per la seconda giornata sono in programma Marsala Camarat, Licata Bagheria 1919 e poi 90-01 Bagheria Unitas Sciacca. Ma veniamo ai risultati di questa prima giornata. Bagheria Città della Villa Accademia a Trapani 1-0, Castellammare 911 Bagheria 1-0, Don Carlo Misilmeri Partinico Audace 1-1, a Castelvetrano il Licata ha vinto 5-0 con la Folgore, Camarat Città di San Vito Lo Capo 3-0, Montelepre Cus Palermo 1-0, Parma Valle San Giorgio Piana 3-0, Unitas Sciacca Marsala 1-1. Per la seconda giornata sono in programma Marsala Camarat, Licata Bagheria 1919 e 90-11 Bagheria Unitas Sciacca. Vediamo ora una panoramica sulle agrigentine che partecipano ai campionati di promozione, prima e seconda categoria, pronte al via. Ce ne parla sempre il collega Lentini. Parlando invece di promozione, si avvicina il primo derby stagionale di Coppa Italia tra Aragona ed Acragas, in programma proprio domenica prossima, 21 settembre, allo stadio Totò Russo.
E sabato prossimo la società, ancora manca la conferma, presenterà la nuova rosa dei calciatori allo stadio Seneca alla presenza dei tifosi biancazzurri. La conferma dovrebbe arrivare in questi giorni. Ricordiamo che per regolamento la squadra di promozione, vincitrice della Coppa Italia regionale 2025-2026, acquisirà solamente il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al campionato di eccellenza della stagione sportiva 2026-2027. Inizia dunque la stagione ufficiale di promozione, molto impegnativa per i ragazzi di Sebi Catania, che con la disputa della Coppa Italia anticipano di una settimana la prima giornata del torneo, il cui calendario verrà divulgato entro questa prossima settimana. Come è noto, a questo girone D partecipano 14 squadre ed avendo inizio domenica prossima 28 settembre avrà termine Super Giù tra la fine di marzo e i primi di aprile. Nel girone B invece di prima categoria sono appena 12 le squadre partecipanti, dove sono state convogliate anche tutte le squadre della provincia agrigentina. Ricordiamo, saranno Alessandria della Rocca, Cenciana e Empedoclina. In seconda categoria, sempre nel girone B, sono state inserite alcune squadre agrigentine che sono Bovo Marina Montallegro, Favara Calcio, Menfi e River Platini. Fanno parte di un gruppo di squadre di 12 e che si contenderanno il salto di categoria. Che campionato ti aspetti? Ma sicuramente complicato, perché chiunque farà la miglior partita della stagione contro di noi, perché siamo un avversario temibile, e sarà lì, toccherà a noi fare bene, fare il più possibile per raggiungere l'obiettivo. Come vi state preparando? Come sono gli allenamenti? Sono tossi, ma la squadra sta bene, la gamba va, e mentalmente siamo pronti ad affrontare qualsiasi battaglia. Tu come stai? Bene, molto bene. C'è già sintonia con la difesa e auguriamo un ottimo campionato. Come stai? Tutto bene, sto bene. Recuperato? Lo stato di forma a che punto è? Sì, lo stato di forma sto recuperando, mi sento bene. Già da martedì sono in gruppo per stare con la squadra e dare tutto. Già si parla di incontri ufficiali, si partirà con la Coppa Italia, si giocherà contro l'Aragona, la prima partita in trasferta, poi il ritorno qui all'Esseneto. Ecco, la Coppa Italia quest'anno è importante, non si può prendere sotto gamba. No, sappiamo che la Coppa Italia, facendo bene e vincendola, ti dà lo stesso del campionato, cioè la promozione. Quindi ci teniamo in tutti gli impegni, che sia amichevole, che siano Coppa Italia, che sia campionato. Tu hai esperienza, che cosa ti senti di suggerire ai tuoi compagni? Che campionato sarà secondo te? Da che cosa devono stare attenti? No, i campionati sono tutti difficili. Se si affronta con l'umiltà, il rispetto e il sacrificio, possiamo dire la nostra, divertirci e prenderci le soddisfazioni che meritiamo noi, i tifosi, la società e tutta la città. E la Prosport Ravanusa, campione d'Italia di calcio balilla paralimpico, successo a Jesolo davanti alle squadre di Matera e Mazzara del Vallo, un 2025 da incorniciare per il sodalizio agrigentino, il servizio. Lo sport paralimpico parla ancora siciliano, a portare in alto i colori dell'isola ci hanno pensato gli atleti della Prosport Ravanusa che a Jesolo hanno conquistato il titolo nazionale di calcio balilla paralimpico disputato presso l'impianto polisportivo Marzotto. Fin dalle prime fasi preliminari la squadra di Ravanusa ha mostrato solidità e determinazione, superando uno dopo l'altro gli avversari, confermando la propria forza nelle semifinali e nella finale, dove ha avuto la meglio sugli atleti di Matera e Mazzara del Vallo. Un successo che non è arrivato per caso dopo aver conquistato ad agosto la Coppa Italia. La Prosport Ravanusa conferma una stagione straordinaria. Il 2025 si sta rivelando un anno d'oro per il settore paralimpico del sodalizio agrigentino. Oltre al calcio balilla sono arrivate le medaglie d'oro ai campionati italiani
di atletica leggera firmate da Maurilio Vaccaro e Giuseppe Aversa, oltre a una lunga serie di affermazioni regionali in diverse discipline. Alla guida del movimento c'è l'instancabile Giancarlo La Greca, presidente della Pro Sport Ravanusa, che in pochi anni ha trasformato la città del Monte Saraceno in un punto di riferimento per chi, nonostante la disabilità, sceglie di vivere lo sport come occasione di inclusione e di crescita. Oggi sono decine i ragazzi dell'area agrigentina che frequentano i centri di avviamento paralimpico gestiti dall'associazione. Il presidente La Greca afferma: il vero segreto di questi risultati non è una persona sola, ma il gruppo, gli atleti, i collaboratori, tutti coloro che ogni giorno lavorano con passione e professionalità. A loro dedico questo ennesimo trionfo. La mia speranza è che in futuro anche a Ravanusa gli impianti sportivi possano diventare davvero accessibili e inclusivi, perché lo sport deve essere un diritto e una normalità per tutti. La stagione agonistica della Pro Sport Ravanusa si concluderà a ottobre, quando l'associazione sarà protagonista anche fuori dal campo. Alla società ravanusana Svispes ha affidato l'organizzazione dei campionati italiani paralimpici di mezza maratona in programma a Palermo il prossimo 19 ottobre. E i teppisti dei sogni si esibiranno in concerto in piazza Kennedy giorno 18 alle ore 21 a Porto Empedocle, in occasione delle manifestazioni Le tradizioni di Vigata, il mondo di Andrea Camilleri, organizzata dal comune empedoclino con la compartecipazione del Libero Consorzio di Agrigento. E sabato sera il centro storico si è trasformato in un grande palcoscenico a cielo aperto. Sul sagrato della scalinata della cattedrale si sono inaugurati nuovi progetti di efficientamento energetico donati da Festival in collaborazione con il partner Plenitude, la nuova illuminazione LED del Duomo e l'impianto fotovoltaico installato al Mutia. Sentiamo in merito l'organizzatore dell'evento, Fausto Savatteri, e un artista che si è esibito, Carlo Amleto. Fausto Savatteri, ultima serata del festival qui alla cattedrale. Esatto, si chiude questa sera un altro degli appuntamenti fuori stagione, fuori dal cartellone estivo di agosto. Siamo qui alla cattedrale per l'ultimo degli appuntamenti off, per dare un grande segnale, un lascito alla città di Agrigento, ovvero due progetti nel concreto per regalare l'illuminazione dell'impianto alla cattedrale di San Gerlando e l'impianto fotovoltaico al giardino del Mutia, al museo del Mutia. Quindi da oggi il centro storico di Agrigento rivive, si proietta al futuro nella valorizzazione sempre più del nostro patrimonio artistico. Lo facciamo al nostro modo, in musica, con due grandi artisti. Carlo Amleto in apertura ci ha fatto ridere, sorridere, ha fatto ridere tutta la piazza, e adesso invece sul palco si sta esibendo White Man. Devo dire bellissimo, il tempo bellissimo, fresco, il mare lì, la piazza lì, dietro luci, pubblico bellissimo, caloroso e affettuoso. Ma tu mi devi dire da dove nasce uno spettacolo così composito, stimolante, profondo, a tratti? Da tanti sketch fatti negli anni, messi insieme senza un motivo. Non è facile equilibrare cose così diverse. Grazie, ringrazio tanto. Mia moglie è giornalista pure. Due giornalisti? Sì. Io non so come questa ringraziarli. Sera 2 in 1. 2 in 1, sono contentissimo, grazie. Senti, ma quella delle caprette? Quella è vera, è una sera vera. Quindi ti accompagnavano col blues le caprette? Sì, potete andare a controllare. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Vita Sicilia alle 15, alle 20 e con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.